Il gioco dell'amore è tutto qui. Siamo in onda, Martina, di là devi guardare. Oh, dopo c'è un momento importantissimo nel quale ci siamo solo io e te. Vabbè. Allora amici, dopo 6 anni di Festival Bar, quest'anno potevano farmi presentare Sanremo e invece mi fanno presentare San Valentino. Ma c'è una bella differenza, perché poi Sanremo è tutto con la pancia, poi c'è il vizio del gioco, sto santo. Invece San Valentino com'è? San Valentino è elegante, tutto biondo con i boccoli. San Valentino è un sarto fantastico. No? Non è convinta? Vabbè, comunque io sono contento così perché questa è la hit parade del cuore, il referendum, la canzone che vi ricorda il vostro primo bacio. Mengacci, hai trovato qualcuno che si è baciato con Ti amo o con... Sì, ne ho trovati 3, non che si sono baciati tutti e 3 Sì, con Ti amo, sì. intendiamoci. Vabbè, Dopo... No, tu cerca vittime designate. Ma dopo te li faccio vedere. Va bene, Miriana, allora adesso continuiamo con la nostra gara perché non abbiamo tempo da perdere, grazie. Ho capito, abbiamo Caruso contro questo piccolo grande amore, un altro grande scontro. Le vedo già pronte, deduco chi sia Caruso e chi sia questo piccolo grande amore, ma lo voglio dire anche alla gente a casa. Gaia canta Caruso! Qui dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene. Dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nube gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E voglio Questa sera li facciamo piangere tutti, facciamo piangere. Oh ragazzi, è una festa allegra, ho già visto gente che ricordava vecchi amori, ma se avete 20 anni, che vecchi amori? Ah, mi dicono che adesso funziona solo questo microfono, brava, vai, l'emozione è passata, adesso c'è un piccolo, grande amore di Roberta, eccolo.
nella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, giochi, le palle, la paura e la voglia di essere lui, un bacio a labbra salate, un fuoco, 4 risate, per l'amore già fare. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con il suo specchio, mi sorrideva e mi teneva stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che oramai non me lo levo dalla mente. E lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, vieni qui, questo è più. Mi manca da morire questo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Crudele destino! Crudele il destino, come si fa a eliminare una o l'altra? Come si fa? Dovete farlo voi, amici giurati, siete pronti? Votate votate col cervello oltre che col cuore? Allora, votate per Caruso! Bello, bello, bello il risultato. Votate per questo piccolo grande amore. Devo salutare Caruso, che è una canzone bellissima, una bellissima interprete. Passa il turno, questo piccolo grande amore. Vai. Allora, cari amici a casa, avete notato il nostro studio pieno di cuori, e in queste settimane questi cuori li avete visti un po' in tutta Italia, in tutti i punti vendita Fiat, in tutti i concessionari. C'è stata una grande operazione che si chiama e si è chiamata San Valentino Fire, che ricorda il grande motore del 2000. Milioni di schede avete lasciato in questi concessionari, e noi con l'intendenza di finanza abbiamo già estratto i nomi di 10 concessionari, così adesso vediamo chi ha imbucato le schede, chi ha vinto e chi correrà questa sera in diretta a ritirarsi il suo premio. Potrebbe essere una Panda Marzia con Nino Kundari, bellissimo, Taormina, un concessionario fantastico di Taormina. Questo era Kundari, adesso c'è Tessitore Raffaele di Vasto. Ecco, io sono Anna Maria. Ah, brava Anna Maria, forza Martina, dai. Abbiamo quasi finito, velocissimo, lo so, ma dobbiamo farlo. Velocissima, tu preparati in auto. Parte in auto dov'è? Vediamo dov'è. A Mercogliano Avellino. Abbiamo quasi finito, io capisco.